e vi garantisco che questa di Casa Peretti sarà una puntata ricca di musica, ricca di emozioni. Mi trovo a Bagnolo Piemonte per il Music Fest, anche quest'anno, dove 7 locali hanno deciso di mettersi in gioco, di chiamare 7 band e sfidarsi. Come a suon di musica. Ogni locale ha una band e voi dovete votare la vostra band preferita. Come fare? Al 348 80 40 254 mettete il codice inerente alla band 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se poi volete anche votare durante la prossima settimana su YouTube, ben venga, ok? Perché chi vince cosa vince? Chi vince cosa vince? La targhetta di Rete 7, la targhetta di Casa Peretti. Ma prima di addentrarci in questa grande festa ne parliamo con la Proloco di Bagnolo Piemonte. Ringraziamo in primis i locali che hanno collaborato alla buona riuscita di questo evento. E innanzitutto appunto il comune, il direttivo, tutti quelli che hanno collaborato per questo evento, perché è appunto importante per la promozione anche del territorio e del comune stesso, per far conoscere le nostre realtà e per appunto creare interesse, ecco. E allora musica sia. Andiamo a conoscere la prima band, va bene? Sì, andiamo. sì. Gabriella, titolare del Bar Persico, voi avete scelto gli SDM qui a suonare per vincere questa gara televisiva. Loro hanno il codice 1, ma perché dovrebbero votare proprio gli SDM? Perché hanno un repertorio vasto che può prendere comunque qualsiasi tipo di persona, sia un po' più giovani che un po' più di età adulta, e sono proprio delle canzoni. 4 generazioni prendo. 4 generazioni di canzoni e tutti conosciamo. Quindi devono votare con il codice 1. Andiamo a conoscere gli SDM. Ragazzi, voi aprite musicalmente questa lunga gara qui a Bagnolo. Gli SDM con il codice 1. Serena, perché vi chiamate SDM e perché dovrebbero votare voi? Non perché sicuramente siamo i più bravi, assolutamente sono tutti bravissimi e devo fare solo un applauso. Noi siamo un po' l'eccezione, diciamo. Ci sono stati altri gruppi che si chiamavano Nuove Zone d'Ombra, noi siamo un pochino diversi, ci chiamiamo SDM. Loro sono, diciamo, l'ombra e così mi dicono che io sia la luce. Loro l'ombra e voi la luce, ma addirittura. Vabbè, devo dire che tra i due preferisco lei. Però, allora ragazzi, se volete votare la loro musica, il codice è l'1. E adesso qual è il brano con il quale gareggiate stasera? Lo diciamo insieme? Shallow. Lady Gaga, Bradley Cooper. E allora andiamolo a sentire, se vi piace, il codice è l'1.
grazie a tutti. Con il codice 2 London Pub, abbiamo qua il titolare del London Pub. Ciao Gas, tutto bene? Ciao Enrico. Allora, devi convincere i nostri amici a casa a votare il tuo locale e a votare la musica degli Affitta Cantina. Allora, io sono sincero, gli Affitta Cantina non li ho mai sentiti. Bene. Sono stati consigliati da lei, che è la mia compagna Elvira. Quindi sei più convincente di lui? Proviamo. Beh, loro sono super, quindi votate perché sono super bravissimi. Codice 2. Votate, codice 2 London Pub, Shegas. Ragazzi, ottima musica, ottimo cibo. Guarda, ci sono io, sono lo chef a prepararvi tutto quello che uscirà questa sera. E adesso andiamo a conoscere gli Affittasi Cantina. Grazie ragazzi. Grazie. Allora, il London Pub ha scelto gli Affittasi Cantina per vincere questo contest, ma andiamo a raccontare chi siete ragazzi. Allora, noi siamo un gruppo ci siamo definiti Affittasi Cantina Rotten Rock Band, sia per segnalare la continuità che a questo punto è solo più mia, con un gruppo degli anni 90 che si chiamava Affittasi Cantina, che faceva tutt'altre cose. Avevamo fatto anche un 7 pollici autoprodotto, facevamo canzoni nostre. Abbiamo riniziato con anche un altro Guido che faceva parte con me di quella formazione, però con compagni nuovi, e abbiamo deciso insomma di dedicarci a un repertorio di cover che non fosse però un semplice repertorio di cover, ma cerchiamo di fare nostri dei pezzi appunto in modo rotten rock. Ce li presenti velocemente, vai. Allora, alla chitarra lui, alla batteria lui, lui e al basso lui e alla voce io. Come presentiamo sempre i nostri Vabbè, ognuno perché presenta quello la che roba vuole. fondamentale è il gruppo. E il gruppo. Allora, per votare gli Affittasi Cantina il codice è il 2, quindi ricordiamolo. Codice 2. Che brano avete scelto per questa gara? Guarda, vi facciamo un'emozione da poco. Un'emozione da poco. Appunto per l'arrivo di Rete 7, sarebbe stato dopo in scaletta, ma andiamo, dai. Tempo 1978. Luogo, quella scatola che avevamo ormai in tutte le case. In cucina, ogni tanto in salotto, i più arditi a colori. Io avevo 13 anni all'epoca e mi ricordo di aver visto in quella scatola una ragazza di 16 anni, vestita alla mascolina, aveva un gilet da uomo, una camicia da uomo, una cravatta, i capelli tagliati alla mascolina. Ricordo appunto che avevo pensato che se su quel palco, che era il palco più paludato d'Italia, il palco del Festival di Sanremo, quello in cui fino al giorno prima si andava vestiti da pinguini, se una ragazza di 16 anni poteva presentarsi vestita in quel modo, forse, e sottolineo forse, tutti potevamo cominciare a essere come volevamo essere. Il fatto che questo pezzo l'abbia scritto il maestro Ivano Fossati non fa che aumentarne il fascino, e noi la facciamo così. C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce, come un viaggione la notte finisce. Dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finire, ha mai perduto mai, per me, per te, una canzone, mai una povera illusione, pensiero banale, qualcosa che rimane invece per me, più che normale, c'è un'emozione da poco, mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto la netta differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza tiene la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza.
cresce in me, è una paura che nasce, imponderabile, confonde la mente, finché non si sente il cuore, per me, più che normale, c'è un'emozione da poco, mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto la legge differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà da quanta tenerezza ti do la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza il no, io non vedo più la realtà da quanta tenerezza ti do la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza il no. Anche senza. Caffetteria La Vecchia Piazza, siamo qua con Celina. Voi avete scelto per vincere questo contest i Ruins, quindi i Ruins codice 3, perché dovrebbero votare la musica dei Ruins? Perché sono bravissimi, cioè sentitela cantare e poi lo capirete. Quindi sicuramente. per votare i Ruins il codice? 3. Andiamoli a conoscere. La caffetteria La Vecchia Piazza ha scelto i Ruins. I Ruins sono con il codice 3, se li votate, ma perché dovrebbero votare i Ruins? Raccontaci un po' di questa band. Ma dunque facciamo tutto in originale innanzitutto, quindi tutti i pezzi che ci vengono in mente li tiriamo giù, li proviamo e poi li presentiamo al nostro pubblico. E nulla, ci divertiamo tantissimo. Alla chitarra? Abbiamo Gianluca alla chitarra, Fabrizio alla tastiera, poi c'è Claudia al basso e Francesco alla batteria e Ilaria alla voce. Quale pezzo avete scelto per la gara televisiva per Casa Peiretti? Così possono votare il codice 3. Quale pezzo? Better Davis Eyes, abbiamo deciso questa sera, sì, di Kim Carnes. Andiamolo a sentire e convincili un po' a votare il codice. Votateci perché siamo simpaticissimi e il codice è 03. Vamos! A hushy hall of gold, her lips with surprise, a hand never cold. She got Betty Davis eyes, she channel music on you. You won't have to think twice. She's put on New Year's now. She got Betty Davis eyes, and she tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She precocious, and she knows just what it take to make a problem. She's got a Greta Garbo, Senna side. She's got a Greta Davis eyes. She likes to take her home. Is what's her appetite. She'll on her tongue. She got Betty Davis eyes. She turn her money on you. Round you like you would dice until you come out blue. She got Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it take to make a problem. All the boys feel
she's a spy, she's got a better Davis eyes. And she tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it to take to make a progress. She's got better gobble, shallow size. She's got a better Davis eyes. And she tease you, she'll unease you, just to please you. She's got better Davis eyes. She'll unease you, she'll unease you. She's precocious, she's got better Davis eyes. Grazie. Ragazzi, è arrivato il momento della pubblicità e non lo lancio io perché due rosse così non si vedevano dai tempi di Schumacher e Barrichello. Quindi io vi farei lanciare la pubblicità, è semplice, dovete essere convincenti, loro non devono cambiare canale assolutamente, noi torniamo tra 3 minuti e mezzo. Siete pronti? Al mio 3. Beh, aspetta, è già partita. Mi piace quando uno entra. Mi piace quando uno entra nella parte. Quindi siete pronte? 1, 2, 3. Pubblicità! Vabbè, sarebbe bello così. No. Dovete dire, signore e signori, noi ci fermiamo soltanto 3 minuti, non cambiate assolutamente canale perché qui continua la festa a Bagnolo. Pronti? E poi pubblicità. 3, 2, 1, vai. Signore e signori, Non cambiate canale perché tra 3 minuti siamo di nuovo qui. adesso Brave, anche se a Bagnolo non l'avete detto, lo dico io. A Bagnolo. Pubblicità. Brave, non rifacciamo più. Brave. Le Ferrari. Presidente, noi stiamo ascoltando della grande musica nella tua Bagnolo, però ciò che non trasmettiamo però succede, come l'altro anno c'è la gara del gin e poi anche voi avete una gara canora in corso, no? Perché va bene votare al 348 80 40 254 il vostro preferito oppure sulla puntata YouTube, ma c'è un'altra gara parallela che si svolge nell'immediato. Esatto, sì, dici bene. Allora, noi diamo la possibilità di votare al pubblico, quindi hanno la possibilità di tirare una schedina e votare il gruppo preferito e il gin tonic preferito, i gin tonic se sono maggiorenni ovviamente, e poi c'è a seguito una giuria dei 4 giurati di tecnici, esperti sia dal punto di vista della musica, principalmente la musica, e poi anche del gin tonic, che votano e mediano ovviamente la votazione del popolo. Posso andare a chiacchierare un po' con i giurati? Oh, andiamo a chiacchierare un po' con la giuria. Rispetto all'altro anno, che differenze trovi? Siamo agli inizi, siamo solo al terzo gruppo e al secondo gin and tonic, quindi siamo ancora un po' presto per vedere dei paragoni molto precisi. Però il livello? Livello medio è buono. Ciao, che poi rispetto all'altro anno tu domani organizzi una cosa molto bella per Bagnolo, vuoi raccontarcene un pezzettino? Sì, con piacere. Ho fatto una serata ogni mese per la musica originale, tutta inedita, tutta la musica DC della zona, e facciamo un show domani con 10 gruppi e artisti, tutte originali, tutte le gente di qui, e spero che la gente vengano a vedere perché è veramente un successo di avere questa cosa a Bagnolo. Come hanno fatto il prologo qui è meraviglioso. Visto che siamo all'inizio, cosa ti aspetti da una serata come questa? Sicuramente più difficoltà nel giudicare perché lo scorso anno era un primo impatto, quest'anno ci sarà la differenza di gruppi già visti e quindi si andrà forse ad affinare un pochettino il giudizio, vediamo insomma chi avrà la meglio. Direttore, buonasera, prima volta qua a Bagnolo per giudicare delle band.
E quali sono le sue sensazioni passeggiando per questo paese? Che c'è una grande passione, questo mi fa molto piacere perché vedo anche in ambiti completamente diversi chi scrive musica, chi fa le cover, chi fa generi diversi come quelli che abbiamo sentito alle scuole, però è ancora un po' presto per dirlo, posso dire che sono tutti molto bravi. Con il codice 4 il birrificio Infernote ha scelto la band Red Wine and Blues. Perché dovrebbero votare la vostra di band? Allora, la nostra band è composta principalmente tutto da musicisti, tolto qualcuno qua della zona. Abbiamo il batterista per esempio che è qua di Bagnolo, il pianista di Barge. Giocano in casa. Esatto. E loro appunto fanno un genere, come dice anche il nome, molto blues. E sono un gruppo molto affiatato, come potrete anche sentire. E quindi per votarli il codice 4? Codice 4 per votarli. E adesso noi andremo a conoscerli. Va benissimo. Andiamo. Carlo, Red Wine and Blues, dove nasce questo progetto e presentaci un po' la band. Il progetto nasce 3 anni fa, appena finito il Covid, tutti che amiamo il blues, il rhythm and blues, il soul, e quindi questa è l'avventura che prosegue ormai da un po' di tempo. Abbiamo registrato un disco a fine febbraio, lo stanno mixando, quindi ci saranno delle novità presto sicuramente su questa band. Con quale brano volete partecipare a questo contest televisivo? Quindi adesso dovete scegliere un brano che poi i nostri amici a casa voteranno con il codice 4. Dite voi ragazzi. Fate una riunione di condominio. Col codice 4, mi raccomando, ma quale sarà il brano in questione? Unchain My Heart. E allora andiamolo a sentire se vi piace il codice 4. Unchain My Heart. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You get me shivering like a pillowcase. Makes you let my love go to waste. Please unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, baby, let me go.
Marina, titolare del Bar Master. Il Bar Master, per vincere questa grande serata, ha scelto la musica degli All-In, che potete votare con il codice 5. Perché dovrebbero votare gli All-In? All-In devono votare perché è una forza, una energia che dà vita a tutto, più un gin e tutto va bene. Ma noi ci basta il discorso musicale, quindi per votare il Bar Master e votare gli All-In il codice è il 5. Eccoci qui insieme agli All-In. Ci racconti un po' la storia di questa band, quando siete nati, perché creare questo genere di musica? Parlo con te, posso parlare, ragazzi? Va bene, voi non vi offendete, vero? Allora, è un gruppo che nasce innanzitutto prima da un'associazione Onlus che poi si è evoluta. Abbiamo iniziato ad avere un gruppo musicale per fare cover rock di musica che ci piaceva, scegliendo vari generi, vari artisti. È cambiata la formazione negli anni, però questa ormai è da un po' che regge, siamo dei grandi. Ce li presenti? Certo, allora alla chitarra Mario, alle keyboards Fabrizio, alla batteria Davide, alla chitarra Ivano, al basso e alla voce Marco. Adesso i nostri amici a casa devono votarvi con il codice 5, correggimi Fabrizio se sbaglio, ma questo no, il codice 5. Dovete scegliere un pezzo, il pezzo che andrà a finire in televisione, con il quale devono votare durante la puntata dal vivo e poi la settimana successiva tutti i giorni su YouTube, ok? Quale pezzo ci fate ascoltare? E adesso c'è la riunione solita di condominio, quale pezzo? Siete voi. Fate mano pugno. La paura di Graziani, anche se l'abbiamo fatta poco fa. E vabbè, ma di sicuro loro farà. C'era un grandissimo cantautore italiano che è mancato troppo presto. Quindi con il codice 05 All-In, lontano dalla paura, Ivan Graziani. Delle colline, la lingua in mezzo ai denti, il pelo dritto sulla schiena, giù verso l'orizzonte, spezzando netta la catena. Lui piange di nascosto fra le canne dello stagno. Il cacciatore può sentire sua madre lì distesa e non può dargli più amore. Un fiore rosso immenso le è scoppiato dentro al cuore. Perché uccidere? Perché accorri adesso, corri finché il respiro non si spezza. Vola sopra l'uno dei battitori, dimenticare tutto, il cielo al bosco e fiordalisi. E verso l'orizzonte lascia indietro la paura. Quanto tempo ancora così vicini alla paura.
Grazie. Buonasera ragazzi, qual è stata la vostra band preferita? Cioè, tutti, ragazzi, è finita la partita, sono arrivati tutti dopo, ma vabbè, quindi cosa vi aspettate? Un grande successo. Ah, grande successo, come vi chiamate? Federico. Stefania. Chiara. Stefano. Da dove? Barge. Bagnolo. Bagnolo. Bibiana. Avete fatto, cioè uno è partito di là e li ha caricati tutti mentre veniva in qua. Mi fate un bel saluto in camera. Ciao ragazze, una domanda velocissima, qual è stata la vostra band preferita di questa sera? Siamo appena arrivati Cioè siete arrivati tardi. Da dove? da Cavour. Da Cavour, come ti chiami? Stefania. Noemi. Fate un bel saluto in camera. Ciao. Guarda chi c'è! C'è Pisterino! C'è il mio amico Pisterino! Hai già ascoltato qualche band? Sì. Qual è per adesso la tua preferita? migliore è questa. Come si chiamano? Non lo so. E la band che possono votare col numero 1, quindi vai, dillo, codice 1, votate? Votate codice 1. E se lo dice lui, che è lui che ha fatto centinaia di film. Ci mancherebbe. Grazie. E complimenti, sempre complimenti. Walter Palazzo è un intenditore di musica, lui suona basso, chitarra. Quante chitarre hai? Ne avrò una ventina. Come fai a suonarle tutte insieme? Una alla volta. Una alla volta. Walter, hai già ascoltato un po' di brani, un po' di band? Sì, un po' di band. Qual è la tua preferita? Questo è diciamo un segreto dell'Urlan. Perché hai votato, qui non puoi dirlo, ma noi tanto la puntata andrà in onda fra 10 giorni e quindi non influenzi il voto di questa sera. Quindi possiamo dire, facciamo così, secondo te i più originali? Ma i più originali non lo so, perché insomma sono tutte cover band, quindi insomma tra una cosa e l'altra non c'è niente di originale, magari l'interpretazione. Interpretazione, qual è per adesso che ti ha colpito di più? Ma diciamo i Ruins se la cavano. Anche tu, avevo già sentito altra gente, ma grazie Walter, mi raccomando, viva la musica sempre, sempre viva la musica. Ciao, come vi chiamate? Laura. Michela. Qual è la vostra band preferita? I Coldplay. No, ma di questa sera. Sera. Quella. No, anche. Sì, al bar. Al London Pub. London Pub. Gli Affitasi Cantina. Affitasi Cantina. Da dove venite? Bagnolo. Anche tu? Sì, Bagnolo. Al mio 3 mi fate un bel saluto in camera? 1, 2, 3. Ciao. Signore e signori, il momento della pubblicità. Si torna tra poco. Non cambiate canale. Grazie, come si chiama lei? Io Beppe. Beppe da? Bibiana. Da Bibiana, bravo Beppe. Enza, titolare del Bar Roma. Tu hai scelto per vincere questa gara i Loose Serpent. Si dice così? Sì, si dice così. Perché hai scelto loro? La musica popolare coinvolge un po' la gente, porta allegria e ci va un po' di allegria nella vita, visto che siamo tutti disperati. Bella questa cosa, mi piace molto. Senti, voi avete il codice 6, adesso devi convincere i nostri amici a casa a votare il codice 6, perché vinci tu, vincono i Loose Serpent, insomma, poi vinte te. Allegria a questa vita, votate il codice 6. Viva i Serpent! E viva Enza! Viva Enza, il Bar Roma! Grazie! Ed eccoci qui a scoprire chi sono correggimi se sbaglio la pronuncia, gli Serpent. Gli Serpent o Serpent? Gli Serpent. Raccontaci un po' della vostra band, ce la presenti? Sì, noi siamo c'è Marco alla chitarra che è il fondatore degli Serpent, Renzo, polistrumentista, insomma Fisa, clarinetto, sax, Marcel che è autore di diversi brani in piemontese e popolari e tutto, e io accanto. Voi avete il codice per questa gara televisiva che è il codice 6, perché dovrebbero votare la vostra di musica. Sì, convincente, quasi politica. Che siamo bravissimi e piemontesissimi, Piemontesissimi. Ecco.
Adesso avete un brano da proporci, che è quello lì che noi manderemo in onda. Quindi potete sceglierlo voi, potete fare anche brani che avete già fatto, ma deve essere quello dove la pista è bella piena. Voi belli grintosi, è sempre così, quindi è facile anche scegliere, no? Infatti, è vero, è sempre così. Ragazzi, buona musica, e per votare gli Serpent il codice è il 6. 6. J'arrivello via fra la langhetta l'ansia, j'arrivello via fra la langhetta l'ansia, Lauro meno, Lauro peno, j'arrivello becco, Lauro meno, Lauro peno, j'arrivello becco fa. J'arrivello via fra la langhetta l'ansia, j'arrivello via fra la langhetta l'ansia, Lauro meno, Lauro peno, j'arrivello becco fa, Lauro meno, Lauro peno, j'arrivello becco fa. J'arrivello via un 5, musione te mattina, j'arrivello via un 5, musione te mattina, abitavo col pasielo, se pasiola tu mobile, abitavo col pasielo, se pasiola tu mobile. J'arrivello via 5, musione te mattina, j'arrivello via 5, musione te mattina, abitavo col pasielo, se mangiavo tu me pan, abitavo col pasielo, se mangiavo tu me pan. J'arrivello se Maria, 4 figlie l'ampiglia, j'arrivello se Maria, 4 figlie l'ampiglia, uno qui sull'autotaio, l'auto fa il ciapel de paio, uno qui sull'autotaio, l'auto fa il ciapel de paio. J'arrivello se Maria, 4 figlie l'ampiglia, j'arrivello se Maria, 4 figlie l'ampiglia, l'auto fa il ciapel de fiori, j'arrivello per l'amore, l'auto fa il ciapel de fiori, j'arrivello per l'amore. Grazie! Katia, neotitolare del Silver Pin, tu hai scelto la Sara and Band per il tuo evento, per vincere questo concorso. Perché hai scelto Sara? Ma innanzitutto perché mi piace la musica che fanno, e nel mio stile, e in secondo luogo, ma non da meno, perché fanno canzoni da loro scritte. Canzoni loro scritte. Quindi Sara e la sua band al codice 7, convinci i nostri amici a casa di votare il Silver Pin e di votare Sara con il codice 7. Votate il codice 7 per far vincere Sara. Grazie. E adesso andiamo anche a conoscere Sara e tutta la sua band. Sara, raccontaci qualcosa di te, raccontaci qualcosa della tua band. Siamo un gruppo musicale, io sono una cantautrice e proponiamo i nostri brani. Brani scritti da te, scritti da loro. Presentaceli. Alla chitarra? Allora, alla chitarra abbiamo Dario, poi abbiamo Piero al basso, poi abbiamo Gianluigi Tuttofare, che lui sarebbe chitarra, voce, tuttofare, e alla voce abbiamo Olga. Che brano scegli per vincere questa gara televisiva?
Allora, il brano si intitola Mi Manchi ed è una preghiera a Dio. Molto bello, il codice per votare è il codice 7, quindi ricordalo. 7, anche la perfezione, 7, vedi? Votateci col 7. Io ti scrivo una lettera d'amore perché tu mi hai insegnato ad amare. Io ti scrivo una lettera col cuore perché nonostante tutto tu sei ancora dentro me. E ti dico che ho paura del futuro perché il tempo passa troppo veloce. Troppo veloce. E sento che mi manchi, e sento che mi manchi. Voglio averti accanto, mi interessa sentirti. E sento che mi manchi, e sento che mi manchi. Voglio averti accanto, mi interessa sentirti. Io ti scrivo nel silenzio per lasciarti parlare, perché a volte le parole sono troppe e non ti lascio parlare. E ti dico che ho paura del futuro perché il tempo passa troppo veloce. Troppo veloce. Sento che mi manchi, sento che mi manchi. Voglio averti accanto, mi interessa sentirti. E sento che mi manchi, sento che mi manchi. Voglio averti accanto, mi interessa sentirti. Stanca, so che non mi hai mai dimenticata, stanca, so che non mi hai mai lasciata, stanca, non so perché per sentirmi amata, dico una preghiera tanto che lo voglio fare, stanca, so che non mi hai mai dimenticata, stanca, so che non mi hai mai lasciata, stanca, alzo gli occhi per sentirmi amata, dico una preghiera tanto che lo voglio fare, fare. Presidente, siamo alla fine di una puntata bellissima. Abbiamo visto 7 band diverse, 7 artisti diversi e devo dire che anche il livello è cresciuto. Un altro grande evento della Proloco di Bagnolo, possiamo dirlo? Assolutamente sì, e questo è grazie ovviamente ai ragazzi del direttivo che ci hanno aiutato tantissimo nel realizzarlo, ma soprattutto i locali che hanno scelto dei grandi complessi band che hanno dimostrato sul campo di essere veramente bravi, e infatti la nostra giuria ha un po' di difficoltà a scegliere. Quindi ricordo che potete votare, avete ancora 5 minuti di tempo in questa puntata per votare il 348 80 40 254, il vostro codice, quindi il vostro artista preferito, e altrimenti tutta la prossima settimana sulla puntata di YouTube nei commenti. Io voglio fare per l'ennesima volta, ma sembra una frase fatta, ma non è così, perché so cosa vuol dire per una Proloco mettersi in gioco, so cosa vuol dire per una Proloco organizzare un evento come questo. È veramente difficile, di carte da firmare. Io sono stato presidente anche un po', ce n'è tante e hanno tutte uno spessore, un valore, quindi ancora i nostri più sinceri complimenti. Vogliamo ricordare qualche altro evento quest'estate? Allora, quest'estate ci troverete a Montoso con l'evento di più Montoso, che sono tanti eventi raggruppati nel periodo estivo, dalla grigliata alla discoteca alla cena in bianco e quant'altro.
Poi seguirà a settembre, avremo Bambinopoli, il 15 settembre, un evento per i bambini dove possono provare tanti arti, mestieri e sport. Siete una grande proloco, fatemelo dire. Grazie a voi, grazie Presidente. Dov'è Claudia? Claudia, sei addirittura in televisione! Pensa a te! Tu, guarda. So, vai. Guarda che bello. Scusa, Claudia, dichiarazioni a caldo in un giorno così importante per te. Sono contentissima di essermi trasferita a Bagnolo perché mi hanno accolto come fosse la mia famiglia. Da quanto tempo? 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo sei già così, come una famiglia. Certo. Quindi ragazzi, lo facciamo un applauso ancora, ma forte! Tanti auguri a te! Se volete rivedere questa puntata, canale 83 alle 21:30. Ci vediamo per un'altra puntata.